grande. San Antonio Abate. È importante trovare oggi in festa di San Antonio per ricordare e ravvivare la nostra devozione verso di Lui. Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiede e dallo ai poveri. Il deserto ha rappresentato per Antonio la donazione totale di sé a Cristo, la sua liberazione, la scelta dell'unico bene che lo ha veramente arricchito. Sant'Antonio del fuoco, Sant'Antonio del deserto, è nato come in Egitto nel 251 da una famiglia benestante. A 20 anni decise di ascoltare la chiamata di Cristo, seguire l'esortazione evangelica. Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiede e dallo ai poveri. Abbandonò tutte le sue ricchezze e si ritirò a vivere in solitudine nel deserto, seguito ben presto da numerosi seguaci, che dietro il suo esempio si deterrò alla vita eremitica. Per questo Antonio Abate è ricordato come il patriarca del monacheissimo. La leggenda narra che per tutta la vita il santo fu tormentato dai demoni, che lo insidiarono in tutte le forme e con ogni sorta di tentazioni, ma dal confronto con i quali uscì sempre vittorioso, divenendo così il simbolo dell'anacoreta cristiano che vince il male con la forza della fede. Morì nel 356. Protettore del malecellai, dei canestrai, degli animali domestici, ed è invocato contro le malattie infettive, in particolare le herpesi zosteri, propriamente chiamato il fuoco di San Antonio. Per millenni e ancora oggi si usa nei paesi accendere il giorno 17 gennaio i cosiddetti falò di San Antonio, che avevano una funzione purificatrice e fecondatrice, come tutti i fuochi che segnavano il passaggio dall'inverno alla imminente primavera. Le ceneri poi raccolte nei braccieri casalinghi una volta servivano a riscaldare la casa e con apposita campana fatta con steli di legni per asciugare i panni umidi. Che cosa possiamo imparare a imitare da lui? Cari fratelli e sorelle, questa è la figura di San Antonio Abate.
Pronti? Via! Ok, vai. Vieni Carlo. Vieni uno. Allora, pronti? Via! Thank you.